Buongiorno a tutti e benvenuti, ci troviamo sull'autostrada A4 Serenissima e ora svincoleremo sulla 21 in direzione Piacenza, Bologna, La Spezia, Brescia Centro, Metro Park, Santa Giulia, Caplatum, tangenziale sud e San Zeno d'Aveglio, raggiungibile dall'uscita Brescia Sud, Brescia Centro, scusate. Prendiamo l'uscita verso 21, autostrada 21 Brescia Centro, lasciamo la competenza di autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, entriamo in autovia Padana, manteniamo la destra verso Torino, Piacenza Cremona, La Spezia, Genova. Via Padana, Cremona 45. Obbligo pneumatici invernali o catena a bordo. Avvicinamento uscita Brescia Sud. Uscita Brescia Sud, solo telepass e carte, no contanti. Raccordo autostrada Spinazzo Montichiari 35-58 Milannate, Montirolo, Poncarale, Bagnano Mella, raggiungibile uscita Brescia Sud. Brescia Sud, 70 a Torino. Il casello di Brescia Sud ha subito un grosso incendio per un mezzo pesante che ha scontrato contro la barriera autostradale. È stato ripristinato il casello a metà con il funzione di solo telepedaggio. Fiorenzuola 66, termine di questo video in real time. Nel vicinamento area di servizio Ghedi Ovest, scusate. Prossima uscita Manerbio 10 km. Chef Express, se non sbaglio, ristorante Tamoil servizio. No, Autogrill ristorante. E Tamoil servizio. Torino 230 km, l'autostrada A21 collega Brescia, Piacenza e Torino, è un itinerario per chi viene da est, vuole andare verso Torino evitando Milano, però lo sconsiglio perché raggiunge anche Piacenza e quindi passa per la bassa pianura padana.
o dipende in che zona di Torino bisogna andare. Nella zona sud conviene fare questa autostrada. Intanto godiamoci gli ultimi chilometri in terza corsia. Prossima area di servizio Cremona Nord, 33 km. Prossima uscita a Manerbio, 6 km. A21 autovia Padana, call center 803 333. Manerbio 3 km. Segnalate attenzione a 1000 metri riduzione a 2 corsie. Avvicinamento uscita a Manerbio. Porzinuovi, Soncino, Leno, Ghedi, Verola Nuova, Quinzano d'Oglio, San Gervasio. Raggiungibile uscita a Manerbio. Manerbio e 70 Torino. Riduzione a 2 corsie. Prossima uscita a Pontevico, Robecco d'Oglio, 11 km. Piacenza 57, Genova 197, Torino 220, Fiorenzuola 53. Torino 220 km, 110 in caso di pioggia, 50 in caso di nebbia. Prossima uscita a Pontevico, 9 km.
di servizio Cremona Nord 20 km. A21 Autovia Padana, call center 803 333. Prossima uscita a Pontevico 3 km. Prossima area di servizio Cremona Nord 17 km. In avvicinamento uscita a Pontevico, Robecco d'Olio. Casal Buttano, Pinzandoglio, Palabuono, Ostiano e Sorrina, raggiungibile uscita a Pontevico, Robecco d'Olio. Pontevico, Robecco d'Olio e 70 a Torino. Torino 210 km. Piacenza 46, Genova 186. Prossima uscita Cremona 14 km. Fiume Oglio 130 metri, lasciamo la provincia di Brescia e entriamo in quella di Cremona. Cremona 12 km.
Prossima uscita, prossima area di servizio, 10 km. Prossima uscita a Cremona, prossima area di servizio Cremona Nord, 10 km. Prossima uscita a Cremona, 6 km. Torino, 200 km. Lavori Cremona Castelvetro, segnalate riduzione della corsia di destra. Padana inferiore, limitazione sul ponte del fiume Po. Per Cremona zona industriale, uscire a Cremona. In avvicinamento uscita a Cremona.
Chiarina, Mantova, Crema, Castelleone, Casalmaggiore, Centro, Fiera, Porto, Stadio. Raggio video uscita a Cremona. Cremona, area di servizio Cremona Ovest. E 70-21 Torino-Brescia. Lavori tra 5 km, prestare attenzione. Canale Morbasco. Fiume Po, 1674 metri. Lasciamo la provincia di Cremona, la regione Lombardia, entriamo in provincia di Piacenza, regione Emilia-Romagna. Lavori fra 1000 metri. Sono segnalati riduzione della corsia di destra. 90 limite di velocità. Dietro il divieto di sorpasso. In avvicinamento uscita a Castelvetro. Fine lavori. Padana inferiore della Val d'Arda, Bussetto, Monticelli, raggiungibile uscita a Castelvetro. Castelvetro, e 70 Torino.
uscita a Castelvetro sulla destra. Caorso 10 km. (110 in caso di pioggia, 50 in caso di nebbia e visibilità inferiore a 100 metri). Avvicinamento bivio a 21 diramazione per Fiorenzuola. Fiorenzuola, La Spezia, Parma, 1 Bologna, raggiungibile uscita 21 diramazione per Fiorenzuola, 21 autovia pedana call center 803 111. Prendiamo l'uscita verso a 21 diramazione di Fiorenzuola. Di Fiorenzuola, quindi Parma, La Spezia, 1 Bologna. Chilometro 0 a 1 Bologna 12.
Obbligo dotazioni invernali. Interconnessione con autostrada 1 Fiorenzuola 5 km. Questo video terminerà sull'autostrada del Sole, quindi per circa 4 km. Cominciamo a intravedere la linea ad alta velocità Milano-Bologna, segnalata riduzione delle corsie. Obbligo dotazioni invernali. Io vi ringrazio per aver guardato questo video in real time. Vi aspetto sul canale per ulteriori contenuti. E se riuscite, supportatemi, iscrivetevi al canale. Siamo quasi ai 1000 iscritti. In ogni modo vi ringrazio. Alla prossima!